Presidente, come giudica la decisione di Roma per quanto riguarda le grandi navi in laguna? Beh, in maniera positiva, è vero giro di boa, lo possiamo dire, anche perché si inizia con una graduale riduzione per poi arrivare nel giro di 24 mesi a una viabilità nuova, alternativa, e quindi le navi non passeranno più davanti al bacino San Marco e al canale della Giudecca. Venezia può rinunciare alle navi da crociera, secondo lei? Ma guardi, rinunciare alla crocieristica significa due cose: non avere poi quel flusso e quelle attività economiche che oggi danno lavoro a 3.000 persone e fatturano circa 450 milioni di euro, da un lato, che è anche attività, diciamo, turistica, e dall'altro ricordiamo che nel momento in cui Venezia rinunciasse ad essere home port, cioè porto di riferimento della crocieristica, la crociera nel Mediterraneo avrebbe un altro porto di riferimento, perché molti di questi crocieristi arrivano in aeroporto, si imbarcano in nave e partono. Per cui magari a Venezia verrà scelto Istanbul e poi piangeremo ancora nuovamente perché abbiamo perso un'altra fetta di opportunità e di economia. I passaggi ormai all'anno sono circa 800 tra grandi e piccole navi. La verità è che il calo è gradualmente, penso già alla volta del 2014, sarà almeno del 40% inferiore.